vieni in caso, rassietta, tattieta a dire la verità. Che successe, Nela? Quale verità mi diri? Un è vero che Salvuccio si fece zitto cuccettina. Come no? Ca, no. In realtà ci fu sbaglio comune e la signora stessa casa sia a nuace che la famiglia ricettina. Ora, quando tuo marito stamattina telefonò per dirne che ne voleva venire a fare visita, G non ci disse niente per andare cesazio e si inventò storia ruzzitamente e tu finto commendatore. Non ti scantare, suoru, la mano, G non so cosa poteva fare dopo che mio marito l'ha chattato per pezza vecchia. Dici buono G non darci sto sazio e poi non ci credete a suoru che dove ne ca per fare una visita. Ah! No, in effetti mi passa un anticchiasciano, non si fa sentire mai, è giusto stai nata, posso venire a mangiare con nuage. Ha ragione, suoru, tu hai ragione, ma me credi, io non so faccio più, ma più a combattere qui, tu, che so boria, che so arroganza, e questo senso di superiorità. Io non so faccio più. Bello, si fa piddire, mi sta mangiando una legittima. Non sei io, ti capisci e ti compatisci, suoro. Sai che successe? Che cosa? Qualche giorno fa, un incidente con uno, e mio marito aveva detto che due era un malancino e un po' si fatta assicurazione, ma pretendeva di avere tutti i piccoli in contante e subito. Iddo, per fare si bello ravanza a chiddo, che non c'è a dire che ci faceva avere tutti i piccoli all'indomani. E quindi continua, va. E quindi... E credi a contarite lo mi staccare una faccia in terra. Ah va, mi pare male. Usazzo come rissi da cosa fitosa, perché questo è una cosa fitosa. Usazzo come rissi. Una volta che tu soluzzionetti la casa popolare, affitto non ne paga più. È sicuro che avrà avere qualche cosa mi ha relato. Vedremo se tu da cosa fitosa re tuo cognato Gino ne presta qualche cosuzza. Tu immagini come a tocca sientere. Vedi che cosa? Vabbè, non sia tu, sai com'è fatto tuo marito, che ci può fare? E poi che scusa che la vecchia padronare casa, l'ultima mese stata affitto un chariotto, ma qualcosa relato per dare villa laviamo. Ti scantare. No, e poi no, non sia mai. Il dunzo merita, anzi, ci cava proprio a sto momento per parlare da sola e dirti che se tu veni che me la domandare i piccoli, non ci nata a dare, ci reciti che vi si ebbeno, ci reciti con naviti, insomma, mentateci qualche cosa, ma non c'è da dare niente. Io non ti capisco, suoro, perché non te l'avessi a prestare, nella famiglia non ci si aiuta l'uno con l'altro. Chi sta è vero, ci si aiuta gli uni con gli altri. Ma il non so merita, sto pezzo di crasto e cosa fito non so merita. Quindi, non c'è da dare manco un centesimo, lasciatelo fietere e vedremo se tu se leva appena volta per sempre del pensiero. Fammi capire solo, tu vuoi che tuo marito sa quaglie? Lasciamo stare, dai, avanti, raggiungiamo tua comare, anzi, la tua finta comare, amoni, dai. Tu ci scherzi, ma a me pare che i picciotti si fanno vero. E poi con crocifissa faremo vero con Mario, sa? Ma io solo te lo auguro con tutto il cuore, come si dice, se son rose fioriranno. Amoni, dai, che ma sulle innanzitutto. Avanti, vieni, forza. Certo che possiamo parlare un pochino, vieni, siedi, prego. Ti ringrazio Gino, cognatuzzo mio. Ma che dico cognato? Oh frate! Oh frate, addirittura! Cacietto, tu e sapere che una famiglia non c'è su iennere, suocere. No, ci sono solo frate, madre. Come se non madre, va. Ma che ti senti male, tu senti? Ma io non ci credo che tanti che arrivino che ti visti già ti pigliano un ci rivedo. Oh, gelozzo mio, ma che mi stai dicendo? Non sono mai stato benissimo. Oh, frate. Ma dammi una cosa, cognato mio. Ma tutto questo amore fratello quando ti spuntò? Appena ieri quando mi incontravi pesciata. Ti giravi l'auciolato e quando dovevi parlare con nostra suocera ci rivolgevi la parola solo per mandare i stemmi. Senti qua Gino, tu mi insegni che nella vita si fanno esperienze dove si conosce il vero valore della famiglia. Il valore della famiglia tu? Carmelo, dimmi cosa c'è sotto avanti, forza parla. La verità, Gino? Voglia verità. Chi da viere, giusto? Chi da viere? Senti che qualche giorno fa fece un investimento sbagliato.
Perché facessi un investimento in borsa e la banca fallì, No, ma quale investimento con la borsa, Gino? Ma che sei cretino? Fece investimento con la macchina. Ah, facessi un investimento con la macchina. E tu rimezzo con voi. Allora, il fatto non è che fece l'investimento in sé per sé. Praticamente io mi stavo con la macchina, giusto sia? E tamponavo con un malancino. Che è questa cosa inutile? Un po' di fatta assicurazione. No! Non le piccole correndo. Ah, chi sto vuole pecciole correndo. E tu rimezzo con voi. Vedi, Gino, io per ora mi trovo in una situazione un poco difficile. Come posso dire? A secchetta mi piace. Certo, come può dire? Dillo che so parola, va. Sei senza una lira, va. Ecco appunto, breve e conciso. Breve e conciso. Mi stavo chiedendo, o meglio, la domanda sorge spontanea. Visto che magari tu non paghi più affitto perché ti hai detto questa bella casuzza popolare che aveva un cuore a tale alla, magari avessi con che cosa la devo potermi prestare, Gì? Aspetta un attimo, fammi capire buono, C'è tu, il cavaliere Carmelo Rizzico, l'uomo che è sotto naso, un nave in una puzza normale, no! Ma come me, di come snob, aveva puzza di pesce spada, viene nei miei, calogero quagliarella, a domandare i piccioli, a me! Mizzica! Sì, Cenuzzi, magari la faccio in terra, magari a direttillo, però sto chiedendo il tuo aiuto. Cioè io, un mortofame, che aiuto un cavaliere! Il pranzo è pronto? Amore, gioca fa a fare? Mi piace ste pesce, amore, con sangue. E facciamo una cosa, visto che il pranzo è pronto, mangiamo e poi ne parliamo, tanto tempo c'è, tu. Lo fresco fa, via, dai. Lo fresco fa. Ma lei che sto bene tutte rogugnate, ma di chi state parlando? Ma no niente, Mela, un po' di questo, un po' di quello. Sì, di famiglia, va. Stiamo parlando di cognati che diventano frate, di suocere che diventano madre. Gioiamo di famiglia, va. Cosa nuova? Questo discorso. Va bene, comunque, se volete vi potete accomodare da rincia. Sì, va bene. Ma che si mangia da bello? Che c'è bello? Allora, pianti pasto ci sono. Alivi bianchi, alivi nivori, formaggio, prosciutto, salame, mortadella, sai da beccafico e caponatina siciliana che come faccio io una sape fare nudo. Come prima una bella suppera di pasta con pomodoro crudo. Bene, poi. Il secondo c'è gamberone, tonnina e una dicchia di spada, una fetta con vino bianco. E Gesù, noi cene, cannola, pistacchi, pasticcine, panettone e un molone rosso, bello fresco, ghiacciato. Andiamo come non suono. Io onestamente sogno Giachino a sentire parlare di tutte queste cose. Ma poi del resto, gioia mia, è normale che faccia una festa del genere perché oggi è festa grande. Anzi, a proposito, fai una cosa, me la piglio spumante, bicchiere, aiutato. Ecco, che brindiamo. I bicchieri. Che il padrone di casa. Padrone di casa. Ah no, il padrone di casa. È un padrone di casa. Ah no, il padrone di casa. Un padrone di casa. Tano, padrone di casa. Tano! Ma che hanno? Ai. Abbiamo il suo spumante perché oggi è festa grande, perché si festeggia a Casanova, si festeggia il fidanzamento di Salvuccio con Cettina e poi si festeggia pure un frate acciuato. Rompa la mano a comando, va! Un serato. Che fa, bagno io? No. No, grazie, non... Entriamo fuoco. Vai, continua. Dai, Melo. Prendete Non è memo chi è? Guarda pensare. Oh, nonno. Nonno. Grazie, Nonno, stasera. Vatti di ciale oggi. Ma tranquillo, stai! Vedi, avanti, prendete tutte quante il bicchiere, qua abbiamo fatto una... Avevamo tutto, perciò. Amone. Un brindisi a me compare e a tutta la famiglia.